È stata la prima laureata in Italia al corso di Scienze Ambientali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Gabriella Chiellino è la fondatrice e presidente di E-Ambiente, con sede al Centro Vega, a Marghera. La società nasce nel 2003 e da allora si occupa di consulenza e certificazioni ambientali ed energetiche. E-Ambiente nasce con un motto che era capire, progettare e gestire l'ambiente, per cui già in quegli anni lì l'obiettivo era individuare i problemi ambientali sui quali io avevo studiato, quindi avevo già 10 anni di lavoro alle spalle, e capendoli però bisognava progettare le soluzioni. Quindi l'obiettivo nasce per ridurre l'impatto, che allora non si parlava tanto di sostenibilità, di inquinamento, ma non era l'approccio che oggi sentiamo continuo, e per cui era un obiettivo già molto importante, una visione già importante, che oggi si è rivelata una visione giusta, insomma impegnativa e responsabile. Ecco, per cui negli anni cosa è successo? Che partiamo dai temi ambientali, però ci accorgiamo, sempre grazie poi ai clienti che io chiamo partner, che un altro tema che stava venendo fuori in maniera importante era quello energetico. E io mi ricordo ancora, era il 2007-2008, che un mio cliente mi dice: ma Gabriella, ok i rifiuti, ok emissioni in atmosfera, l'acqua eccetera, ma io ho un costo dopo dipendenti che è quello energetico, cosa possiamo fare? Era uscita nel 2010, poi è uscita, ma già negli anni 90 c'era la legge sull'efficienza energetica, e ho preso in mano questo tema sempre con l'ottica di conoscerlo bene. Quindi allora mi sono iscritta a un ennesimo master sull'energia a Milano, e ho approfondito il tema energetico, e per cui adesso l'azienda anche lì aveva visto bene, perché ci occupiamo di riduzione dei consumi energetici e anche di progettare fonti rinnovabili, che oggi leggete su tutti i giornali, fotovoltaico, seguiamo anche impianti eolici, biometano, biomasse, e abbiamo fatto anche idroelettrico dal punto di vista autorizzatorio, sempre di impatto, però abbiamo un team anche di progettazione. Questo è lo sviluppo di questi anni. E voi lavorate con diversi settori del sistema produttivo. Ce ne sono alcuni che secondo lei sono più avanti dal punto di vista della transizione ecologica? Ci sono invece alcuni settori che stanno facendo più fatica a appunto mettersi al passo con questa transizione che è quanto mai necessaria? Allora, diciamo che oltre ai settori c'è un tema di generazione. Quindi io ho iniziato a lavorare poi nel nord-est 30 anni fa, e quindi lavorando con una generazione di molti self-made men, diciamo, e quindi di persone che guardavano molto al core produttivo, il settore del legno, il settore della metalmeccanica, della chimica. Abbiamo delle eccellenze, lasciando stare le multinazionali, in un tessuto fatto di PMI, di medie e piccole imprese, che è il 90% del nostro tessuto imprenditoriale. Quindi dobbiamo tenere presente che oltre ai settori c'è un tema di struttura del territorio, e se uno è concentrato sul proprio core business, se è fatto da solo, è concentrato sul proprio processo produttivo e sul proprio prodotto. Quindi fare il salto alla transizione, c'è bisogno di una spinta generazionale forte, perché l'imprenditore di 40 anni fa dice: io mi sono fatto da solo lavorando così, adesso capisce, per i costi, per l'aumento dei costi di alcune, come l'energia, come anche gli smaltimenti dei rifiuti. Quindi c'è un tema generazionale da tenere presente, e anche di dimensioni delle imprese, che fa fatica ad allinearsi con la transizione. Poi ci sono dei settori che ovviamente possono dare grande spinta, quindi il nascere di aziende nel settore della produzione di energia, adesso anche l'idrogeno, l'elettrolisi, insomma ci sono dei settori che hanno grandi potenzialità, e anche settori produttivi che, grazie all'aumento di dimensioni, all'entrata anche di generazioni magari nuove, attente, che oggi studiano questi temi, permette di allinearsi. Quindi direi che il tema è non tanto il
il settore, la filiera, ma è un tema generazionale e di dimensioni dell'impresa. Ovviamente le imprese che oggi lavorano con l'estero, che devono lavorare con aziende più grandi, iniziano ad avere degli impulsi di dover fare quasi obbligati. E poi c'è tutto il tema della finanza, che dal prossimo anno, per avere il credito all'investimento, devi avere un'azienda che ha delle performance energetiche ambientali insomma accettabili. È come, non so, lei che va a comprarsi casa e inizia a dire che casa vuole comprare, la banca glielo chiede. Se lei non dice sì, vorrei la classe A, B o C, rischia che la banca non le dà il mutuo. Per cui è tutto un tema di evoluzione, di dimensioni e di generazione. E voi lavorate con diverse realtà, le imprese, ma anche enti pubblici, e ci vogliono delle competenze chiaramente per sostenere queste sì. realtà nella, appunto, chiamiamola transizione verso un'economia circolare. Ci vogliono le competenze appunto per farlo. Quali sono quelle che voi state ricercando di più in E-Ambiente? Sì, allora, innanzitutto il tema delle competenze è il motivo per cui ho creato E-Ambiente. Perché ho capito che da sola, pur avendo una prima laurea nelle scienze ambientali in Italia, non avrei potuto gestire il problema ambientale. E quindi allora ho capito che senza il geologo a fianco, un chimico esperto, un florofaunista e anche il fisico per la modellistica predittiva, cioè delle competenze tecniche, non avrei potuto capire i problemi per risolverli. Adesso le competenze che stiamo cercando e che è difficile trovarle o comunque dobbiamo formare riguardano sostanzialmente, c'è un filone legato all'impronta di carbonio, quindi alle emissioni di CO2, il calcolo, come ridurle, quindi tutto il tema delle emissioni. Poi c'è un tema di economia circolare, quindi di recupero dei materiali per rimetterli nei processi produttivi, e c'è un tema energetico molto sentito. E aggiungerei anche il tema florofaunistico, la biodiversità, perché ricordiamoci che l'obiettivo di prenderci cura di questo pianeta è anche mantenerne la biodiversità e quindi le competenze sono molteplici che vanno a toccare anche ambiti differenti. Oggi poi la sostenibilità si declina anche col tema sociale, quindi rispetto dei lavoratori, principi di welfare, per cui noi da anni abbiamo anche nuove lauree in filosofia, in materie più diciamo classiche, proprio per gestire l'engagement degli stakeholder e condividere le scelte nei territori. A che punto siamo, guardando adesso in generale, in Italia con le energie rinnovabili? Lei avrà sicuramente anche qualche dato alla mano. Sì, diciamo che noi dovremmo riuscire a produrre ogni anno, da qui ai prossimi anni, 8 giga di fonti rinnovabili in più all'anno, che vuol dire autorizzare gli impianti, cantierizzarli e farli. E quindi per arrivare al 2030 la sfida è importantissima. Ricordo che l'altro anno, il 2021, si è riuscito a fare 0,4 giga e ne dovremo fare adesso 8 all'anno. Questa sfida si affronta con molta spinta anche politica a fare gli impianti. Ieri ero in un convegno in Lombardia e l'assessore alla Lombardia ha detto: per arrivare a questa sfida delle fonti rinnovabili abbiamo bisogno di 7000 mega di fotovoltaico. Vuol dire che dovete farmi 7000 campi da calcio di fotovoltaico. Vuol dire che se in Lombardia ci sono 1500 comuni, ogni comune mi deve fare da 3 a 4 impianti. Lo stesso è il Veneto, quindi avere una chiara visione che la deve avere la politica dei numeri. Su quei numeri c'è la sfida. Poi è ovvio che la sfida parte da me come impresa, che è una grande responsabilità, perché io spingo a fare questi progetti, ma anche da cittadina. Quindi attenzione a casa mia, come efficiento. Anch'io ho il fotovoltaico, io ho avuto una delle prime case con la batteria, quindi ho in condominio il piano con sopra il tetto che ha il fotovoltaico sui miei millesimali di condominio, e mi sono messa la batteria per essere indipendente, cosa di 5 anni fa,
e adesso spingo tutti a fare questi passaggi, perché io nel momento dell'aumento della bolletta ho sempre avuto costi bassi, quindi ho ammortizzato l'impianto in poco tempo. Quindi i cittadini, chi lo fa di lavoro, e le imprese e la pubblica amministrazione insieme devono spingere per affrontare questa sfida. E in questa situazione d'urgenza si parla di 10 anni almeno, questo è quello che ci dicono, per invertire la rotta, per ridurre drasticamente le emissioni di CO2. Ha senso parlare di nucleare o è ancora insomma un tabù che deve rimanere lì? Allora, diciamo che non è un tabù, diciamo che c'è stato un referendum in cui anni fa gli italiani hanno votato contro. Abbiamo perso una competenza molto forte, perché gli ingegneri nucleari mi dicono che a Chicago in quegli anni negli Stati Uniti si parlava italiano in università, perché i nostri ingegneri nucleari erano i più forti a livello di competenza tecnica. Però dico che un impianto nucleare oggi, per autorizzarlo, progettarlo, farlo, tutto l'iter va via 15 anni. Quindi se noi parliamo una prospettiva da qui a 10 anni, abbiamo solo due strade: l'efficienza energetica e la fonte rinnovabile. Non ce ne sono altre. Cioè, se la politica si piega a discutere di nucleare, che inizia a fare accordi con la Francia, con gli stati dell'est, dove il nucleare noi siamo attorniati, che facciano degli accordi. Però qui in Italia dire da qui a 10 anni il nucleare vuol dire non risolvere un problema che ha bisogno di una spinta e un'azione immediata. Grazie Gabriella Chellino, lo ha già detto, ma prima donna laureata in scienze ambientali in Italia e presidente fondatrice di E-Ambiente. Grazie. Grazie.